208 prestazioni inappropriate, dalla risonanza magnetica alle TAC. Il Servizio Sanitario Nazionale quantifica in 13 miliardi l'anno il costo di indagini non necessarie e il ministro cala l'ennesima mannaia. Tagli anche in Veneto, regione fra le più virtuose in materia. È veramente l'ennesima beffa per i cittadini, per gli utenti, per chi ha bisogno di prestazioni sanitarie e soprattutto per le regioni che devono gestire e garantire una sanità di qualità. Dovremmo tutti quanti lamentarci di questo e fare qualcosa. Questo è quello che noi come medici giuriamo quando diventiamo medici di famiglia e a questo ci atteniamo, quindi continueremo a prescrivere esattamente come prima. Non si tratta di fare una protesta, si tratta soltanto di applicare le norme. Gli amministratori si schierano dalla parte dei cittadini. Il ruolo del medico è figura centrale nel valutare i bisogni reali della persona e quindi non è che un burocrate decida per il medico e per la responsabilità del medico. Io sto dalla parte dei cittadini, i diritti della salute sono preservati dalla nostra Costituzione. Ed è in prospettiva futura che ci saranno le conseguenze peggiori per la salute dei cittadini. Non fare prevenzione o eliminare alcuni esami non è un problema di oggi, è un problema di domani, nel senso che tagliare alcune cose oggi vuol dire mettere in pericolo la salute nei prossimi anni. Quindi problemi che riguarderanno persone che saranno limitate nella possibilità di accertamenti e gli esiti li vedremo a distanza di tempo. Sono le solite decisioni calate dall'alto. Se si spreca in Calabria, in Campania o in altre realtà, cosa che non accade da noi, non è e non può essere fatta ricadere sul Veneto appunto i costi di questa mala gestione di soldi pubblici. I medici respingono al mittente tutto il pacchetto, comprese le sanzioni per le prescrizioni non opportune, e sono pronti allo sciopero.